Buonasera a tutti. Abbiamo parlato nelle scorse lezioni di quello che è stato il fenomeno appunto dell'illuminismo in diverse situazioni e in diverse anche realtà di pensiero e di nazioni. Stasera parleremo invece di due prodotti dell'illuminismo, che sono da una parte le riforme e dall'altra la rivoluzione. Quando parliamo di riforme, ancora oggi i nostri governanti hanno piena la bocca di riforme, devono riformare la giustizia, devono riformare questo, quest'altro, quell'altro. Riformare che cosa significa? Significa dare altra forma a qualcosa che esiste già. Quindi riconoscere che quanto si è fatto o quanto esiste non va bene e però rielaborarlo, rimetterlo, diciamo, in un'altra forma, in un altro modo di gestire lo stesso problema. Questo problema delle riforme, che oggi appunto tutti chiedono e nessuno fa, effettivamente, e se qualche riforma viene introdotta, spesso ci crea anche dei disagi, perché solitamente quando si fa una riforma in Italia ci sono molte più, diciamo, complicazioni che semplificazioni. Nel 1700 le riforme vengono chieste innanzitutto nel sistema diciamo di gestione dello Stato, della politica, dell'economia e anche della cultura. Cosa significa quindi per l'illuminismo riformare? Riformare significa dare spazio ai problemi che vengono ad essere suscitati dal pensiero, dall'illuminazione della ragione. Abbiamo visto nelle scorse lezioni come Rousseau, per esempio, ci proponga una riforma radicale dell'uomo. Quindi l'uomo è rovinato dal progresso, è rovinato dalla società in cui vive, per cui bisogna riportarlo allo stato di natura. L'uomo primitivo era l'uomo buono, l'uomo onesto, l'uomo positivo, diciamo così. Quindi i tentativi della scuola di Rousseau saranno quelli appunto di quasi impedire il progresso che proprio nel Settecento si sta facendo in tanti settori. Quindi sarà anche un modo di frenare la società e di frenare anche quelle che sono le aspirazioni degli innovatori che in qualche modo pensano di cambiare il mondo e di cambiarlo appunto riformandolo. C'è poi la scuola di Voltaire. La scuola di Voltaire è quella che dice appunto riformiamo le istituzioni, non le distrugge, non vuole distruggere, nemmeno la Chiesa addirittura, la critica ma non vuole distruggerla, riformiamo le istituzioni per dare loro il senso appunto di questa corrispondenza con ciò che è razionale, con ciò che fa parte del lume della ragione. Ci sono poi i sovrani illuminati che abbiamo visto, per cui da parte loro, che sono dei despoti, da parte loro c'è la volontà di autoriformarsi, quindi di dare una nuova visione allo Stato che nasce autoritario, nasce assolutista e vuol continuare ad essere assolutista, ma vuol lasciare spazio a quelle che sono le tendenze del momento, che sono quelle di una borghesia emergente, quindi i nuovi sovrani, Maria Teresa d'Austria come Caterina di Russia, come Pietro di Russia anche, come Federico II di Svevia, come anche in parte gli stessi sovrani francesi, vogliono dare spazio, maggiore spazio al
all'intraprendenza e alla nuova borghesia, che è quella che costruisce una nuova società, quindi non una società fondata sul feudo, sulla nobiltà, sul clero, ma una società fondata sul libero mercato, sulla libertà appunto che i borghesi chiedono per se stessi e quindi per la società intera. Libertà di pensiero, libertà di commercio, libertà di mercato e via dicendo. Quindi le riforme si connotano di una caratteristica che è quella della libertà. La libertà che richiede anche di quasi una conseguenza è l'eguaglianza, che porta a far sì che, scusate ma qua interrompono, ecco, l'uguaglianza che vuol far sì che tutti gli uomini siano uguali, quindi se partiamo dal principio che tutti gli uomini sono uguali, allora le istituzioni, che sono delle istituzioni che discriminano della società, devono cambiare per adeguarsi a quella che è il principio dell'uguaglianza. Perché le istituzioni nascono con un sovrano per diritto divino, quindi non eletto, quindi scelto da una dinastia, nel caso dei nostri sovrani del 1700, e quali succedono di padre in figlio o di nonno in nipote, come in Francia, perché c'è questa famiglia, questa dinastia reale. Invece, ovviamente, la borghesia che cosa chiede? Chiede che, secondo il principio dell'uguaglianza, ci sia anche una opportunità di merito per salire, diciamo, di grado, quindi anche di governare lo Stato e di governare la società e di vivere nella società. Merito da che cosa deriva? Qualcuno dirà che il merito deriva proprio dalla facoltà di poter esercitare quello che è il potere di governare e quindi di poter esprimere attraverso delle libere elezioni quelli che sono i governanti e non più, diciamo, una società assolutista. Alla fine però del processo illuminista, questo lo vedremo, non avviene, anzi c'è appunto il cambio, quindi si passa dalla riforma alla rivoluzione. Che cos'è invece la rivoluzione? Allora, noi dobbiamo pensare che la parola rivoluzione non viene dalla politica o viene dalla, diciamo, elaborazione mentale dei nostri filosofi illuministi. Tutt'altro. La parola rivoluzione deriva dalla scienza astronomica. La prima volta che viene usata è usata addirittura nel 1500 da Copernico, il quale usa la parola rivoluzione per descrivere quello che è il moto dei pianeti secondo la sua visione, secondo quella che sono i suoi calcoli, le sue osservazioni. Quindi rivoluzione significa proprio questo, qualcosa che cambia totalmente, che si involve su se stesso, che ricambia, che muta tutto. Come nell'astronomia cambia tutto, perché i sistemi astronomici, stellari, sono in continua evoluzione e quindi quello che è oggi non sarà domani e quello che noi oggi viviamo, ci insegnano anche dopo la scoperta della teoria della relatività, noi siamo già in un'epoca passata rispetto a quello che è l'evolvere dell'universo, perché l'universo non è fermo, lo chiamavano un tempo fermamento, no? Perché era fermo.
Invece in realtà l'universo è in continuo movimento, ce l'hanno insegnato Galileo, Newton e via dicendo. Quindi, se l'universo è in movimento, anche la società che si rivoluziona diventa in movimento. Quindi non è una società ferma, ma è una società in continuo movimento. Allora si passa da una società, quindi, che aspira alle riforme, ma che però è una società immobile, che cambia solo la forma ma non la sostanza, si passa invece a una società dove cambia tutto, forma e anche sostanza. E questo è stato proprio il fondamento di quella che è poi stata l'eredità dell'illuminismo. Cioè l'illuminismo, in talune parti, come abbiamo visto per esempio in Austria, lascia un'eredità di riforme, ma soprattutto verrà ricordato perché ha lasciato un'eredità di rivoluzione. E allora che cosa succede con la rivoluzione? Innanzitutto la rivoluzione ha dei principi che si incarnano nella storia di un paese. Prendiamo ad esempio l'Inghilterra, perché l'esempio della rivoluzione francese, che vedremo alla fine di questa lezione, è un esempio che è oggi molto, diciamo, sponsorizzato, diciamo, da chi vuol spiegarci come effettivamente è avvenuta l'influenza dell'illuminismo nella società di oggi, nella società moderna. In realtà poi dobbiamo partire nel 600, quindi 100 anni prima della rivoluzione francese più o meno, quando avviene la rivoluzione inglese. E qual è la rivoluzione inglese importante? La rivoluzione inglese importante, dopo quella che era stata nel 1200 la Magna Carta, cioè quella che metteva il sovrano diciamo, sotto il controllo del Parlamento, nel 1600 invece, con l'avvento di un sovrano esterno, quindi già lì è un cambiamento fondamentale, Guglielmo d'Orange, olandese, diciamo così, la società inglese muta e amplia quella che è la sua attività industriale, la sua attività di sviluppo economico fondato sulla libertà dei commerci. Quindi la rivoluzione è sintomo, è segno di piena libertà e di piena evoluzione. Lo stesso avviene negli Stati Uniti d'America. Abbiamo visto l'altra volta alcuni accenni a questa rivoluzione. La rivoluzione degli Stati Uniti d'America è non solo una separazione dalla patria inglese, ma è anche un concetto nuovo di libertà della persona e soprattutto l'affermazione, come abbiamo visto, dei diritti dell'uomo. Fino ad allora i diritti dell'uomo erano lasciati quasi in parte, perché chi aveva diritti era solo chi comandava, la classe politica che comandava, quindi i nobili e il clero. La borghesia ne era esclusa. E infine poi arriviamo alla Rivoluzione francese, che è il completamento di questo processo di rivoluzione. Ma perché adoperiamo questa parola nei confronti della Rivoluzione francese? E perché consideriamo una rivoluzione come quella francese patrimonio anche nostro? Innanzitutto dobbiamo partire dalla influenza che ebbero nella società francese i filosofi. I filosofi che noi abbiamo accennato appunto al loro pensiero, i filosofi sono quelli che all'interno della società francese sono quelli che animano i ritrovi della borghesia, perché è cresciuta
in Francia, grazie anche a buone annate, cioè non è che ci sia stata, come dicono alcuni storici, una miseria tale, una povertà tale da suscitare la rivoluzione del popolo. La rivoluzione viene dalla classe media, viene dai borghesi, i quali, arruolati, diciamo così, al governo dello Stato come servi civili, chiamiamoli così, come dipendenti civili, e hanno poi la ricchezza anche materiale, aspirano appunto a trasformare questa loro capacità finanziaria, questa loro capacità di governo in qualcosa di effettivo, quindi non più lasciato in mano al clero, alla nobiltà e a un re assoluto, ma qualcosa che viene diviso e condiviso con chi effettivamente nella nazione possa contare e possa contare in senso positivo. Perché anche noi oggi, come possiamo diciamo escludere dal governo o dalle forze di governo coloro che apportano al nostro paese, alla nostra società civile, che apportano appunto il loro contributo di scienza, di ricerca, di lavoro, di impegno. E quindi noi questo come lo trasformiamo? Questo dovremmo trasformarlo, perché poi alla fine non lo facciamo, in un governo, chiamiamolo così, dei migliori, dei più impegnati, dei più saggi, dei più, diciamo così, meritevoli di governare. Poi, ovviamente, ci ritroviamo una classe politica che non risponde a questo ritratto. Perché? Perché ovviamente ci sono delle prassi, perché noi abbiamo una grande e bella Costituzione in Italia, una Costituzione che sembra davvero una apertura a tutti, a tutti coloro che desiderano contribuire al bene comune, ma in realtà questa contribuzione nei fatti sembra che non sia gradita. Perché? Perché evidentemente ci sono delle forze di altro genere, quindi legate a non solo delle idee politiche, ma anche a delle forze che hanno una loro, diciamo, capacità di essere elite in un certo settore, che è quello della politica, da cui cerchio non se ne esce. E quindi pensate, per esempio, al fatto che una volta che anche partiti, diciamo, che si presentano come rivoluzionari, diciamo tra virgolette, la Lega, ad esempio, per fare un nome, oppure 5 Stelle più recentemente, una volta che arrivano ad avere il consenso e ad entrare nel sistema partitico e di governo, diventano dei partiti come gli altri e perdono per strada la loro forza sia riformista sia rivoluzionaria, diciamo così. E questo perché? Perché tutta la storia ci insegna appunto che si nasce rivoluzionari e si muore conservatori. Questa non è soltanto in Italia, è un po' dappertutto, per chi nasce appunto nella gioventù, nella sua forza iniziale, come partito, come persona, come gruppo di pensiero, per voler cambiare tutto, finisce che non cambia niente. E questo è un processo naturale, perché? Perché l'approccio alle istituzioni diventa un approccio che poi va a toccare anche le ambizioni di ciascuno, va a toccare le aspirazioni, i privilegi soprattutto che danno le forze politiche oggi. Ieri uguale, cioè dobbiamo pensare per esempio ai primi anni
dell'unità italiana, in cui il governo liberale era fatto dai privilegiati e i contadini del sud, oppure i contadini qui del Friuli o gli operai della Lombardia non contavano niente, perché chi contava? Contava chi apparteneva a quel partito o quella forza, diciamo, che aveva fatto l'unità d'Italia, ma l'aveva fatta con sentimenti rivoluzionari, ma una volta arrivata al governo è diventata una forza conservatrice. Caso tipico Crispi, per esempio, no? Crispi fu un primo ministro dell'Italia liberale, il quale nella sua gioventù fu rivoluzionario, fece diavolo a quattro con Garibaldi e via dicendo, e alla fine poi si trovò ad essere capo della fazione, chiamiamolo così, conservatrice e colonialista e via dicendo. Quindi, tornando a noi, le rivoluzioni sono qualcosa di totale, sono qualcosa di che cambia tutto. Una vera rivoluzione è quella appunto che cambia tutto, ma cambia tutto dai piccoli valori ai grandi valori, che rimodella la società e non soltanto lo Stato, e non soltanto l'economia, e non soltanto, diciamo, quelli che possono essere i contenuti di una azione sociale molto, molto diversa da quella che è appunto l'attuale situazione, che noi forse non comprendiamo quello che significa, ecco, potere assoluto, e quindi la rivoluzione contro il potere assoluto. Ma veniamo ad alcuni contenuti della rivoluzione francese, perché non si capisce l'illuminismo e i frutti dell'illuminismo appunto se non si scende anche a conoscere questo che è il fenomeno più evidente del risultato del pensiero illuminista. Perché? Perché Voltaire, Rousseau, l'abbiamo visto anche l'enciclopedia, lì nasce questo pensiero della nuova diciamo, forma di governo, e dalla nuova forma di governo, dalla richiesta di riforme, si va verso un totale ricambio del governo, ma non solo del governo, anche del modo di pensare, del modo di essere, del modo appunto di vivere, perché una rivoluzione, se è una vera rivoluzione, cambia tutto e ricomincia da capo. Cioè questo senso della rinascita, del rifare tutto da capo. E allora la rivoluzione francese, che noi più o meno abbiamo studiato tutti a scuola, no? Parte solitamente dalla concezione che appunto la monarchia si trova in difficoltà, la monarchia francese si trova in difficoltà per diverse ragioni e a un certo punto per avere un consenso, dopo tanti anni che non chiamava l'assemblea dei cosiddetti stati, gli stati generali si chiamavano, a un certo punto i governatori, i ministri di tendenze liberali suggeriscono al re, all'ultimo re di Francia dell'epoca, quindi Luigi XVI, di convocare questi stati generali, che erano formati appunto da tre componenti. C'erano i nobili, c'era il clero e c'era la borghesia. La borghesia che solitamente anche quando fu, prima del 1700, quando fu raccolto ancora una volta gli stati generali, la borghesia chi erano? Erano solitamente quelli che noi oggi chiamiamo i grand commis, erano i grandi amministratori dello Stato, quindi legati ad una obbedienza
al re e alla società che il re aveva, di cui era al vertice. Nel 1700, alla fine del 1700, 1789, invece la borghesia non si presenta con questi, diciamo, funzionari dello Stato, quindi legati all'obbedienza, quindi legati anche alla lealtà nei confronti del sovrano, ma si presenta con una nuova generazione. Abbiamo visto l'altra volta, 2 volte fa, come la crescita della popolazione, come la diffusione della cultura avesse profondamente cambiato la civiltà europea. Quindi non più, chiamiamolo così, impiegati dello Stato, ma giovani, giovani avvocati, giovani letterati, giovani filosofi, i quali si presentano in questa assemblea, quindi a rappresentare una Francia che non è più quella che il re pensava, ma era cambiata proprio in queste componenti. E in parte era cambiata anche nelle componenti del clero, perché il clero si divideva in clero nobile, quindi i grandi vescovi, i grandi abati, e il clero cura d'anime, si diceva allora, no? Il clero dei paesi. E il clero dei paesi si sentiva più vicino alla borghesia che non a quelli che erano i suoi superiori. Cosa logica. Quindi l'Assemblea degli Stati Generali, che voleva essere una conferma dell'aspetto conservatore della monarchia, diventa invece un'assemblea di rivoluzione, di cambiamento totale. E questo perché? Perché la borghesia afferma una cosa importante attraverso i suoi portavoci. La borghesia è tutto. Cosa significa dire è tutto? Significa che si vuole instaurare un sistema totalitario. Oggi noi diciamo un sistema totalitario quando è un sistema autoritario, quando è un sistema diciamo liberticida. All'epoca invece dire totalitario, dire totale, la borghesia è tutto, significava dire che il cambio sociale, che il cambio nella società doveva lasciare spazio alla borghesia e a quella che era la sua idea di libertà, di uguaglianza e di fratellanza, si disse allora. Quindi una richiesta di società nuova, riformata all'interno di quello che poteva essere una nuova visione della Francia. Questa richiesta della borghesia aveva dei fondamenti, evidentemente. Aveva dei fondamenti perché lo Stato assolutistico era uno Stato ormai, potremmo dire, arrugginito. Era uno Stato che non funzionava più, che non aveva i terminali in funzione come erano invece nei secoli precedenti, quando c'era il Re Sole. La Francia aveva un'amministrazione perfetta e poi è andata via via decadendo. E non a caso questo movimento di riforma, di richiesta di riforma, diventa rivoluzione quando viene abbattuto un simbolo che allora era il simbolo del potere monarchico e del potere del sistema assolutista, che fu la Bastiglia. 14 luglio del 1789 il popolo, anzi i borghesi di Parigi, abbattono questa fortezza che era nel centro di Parigi, simbolo appunto dell'autoritarismo e dell'assolutismo monarchico. C'è una leggenda, non so se è vero, non so se è falso, che Luigi XVI, il re, si sveglia quella mattina e al servo che gli racconta appunto che stanno smantellando la Bastiglia chiede: ma che cos'è? È una rivolta? E il servo gli avrebbe risposto, sempre dico leggenda perché poi non eravamo lì, gli avrebbe risposto: no sire, questa è una rivoluzione.
E credo che Luigi XVI avesse capito questo sistema, avesse capito che ormai era finita la sua parabola, diciamo, monarchico-familiare e che fosse ormai giunto il momento di cambiare. Ma voleva cambiare come fosse Maria Teresa, come fosse Caterina di Russia. Non poteva, invece, si trovava legato appunto al potere della nobiltà e del clero, al potere conservatore. Quindi la rivoluzione parte proprio da questa richiesta della borghesia di essere qualcosa di totalitario, cioè di avere in mano il potere, di avere in mano non solo il potere, ma di cambiare la società francese in modo da dare ampio spazio ai diritti dell'uomo e del cittadino e dare spazio a quella che è la triade, diciamo così, libertà, uguaglianza, fraternità. Che cosa significa dare spazio ai diritti dell'uomo e del cittadino? Gli americani parlano solo di diritti dell'uomo e di altri diritti, come quello della felicità, alla libertà e via dicendo. La rivoluzione francese parla di cittadino. Chi è il cittadino? Il cittadino, o citoyen in francese, è esattamente il contrario del suddito. Sotto le monarchie, poi lo saremo anche noi in Italia fino al 1946, sotto le monarchie si è sudditi, cioè messi sotto. Cittadino invece si è protagonisti, si è persone che dicono la loro. Da dove viene questo concetto? Questo concetto viene dalle città, diciamo così, del Medioevo che si reggevano attraverso quelle forme di governo comunale o diciamo di cittadinanza, per cui si ritrovavano assieme e non decideva il Papa o il Vescovo o il sovrano, ma erano i cittadini, erano la gente della città che decideva. E non a caso la gente della città veniva chiamata borghese. Quindi la borghesia si riconosce in questa autonomia, in questa forza di decisione della società, quindi il cittadino. Al centro dell'attenzione non è più il suddito, ma il cittadino. E quindi questo cambia le cose. Cambia le cose e soprattutto c'è un famoso giuramento, detto anche della sala della pallacorda, perché avviene a Versailles in una sala dove si giocava appunto questo gioco, dove la borghesia giura di non separarsi, quindi di essere un corpo compatto nell'affrontare quelle che sono le nuove responsabilità che chiede. E quindi da questo fatto della richiesta di riconoscimento dell'essere cittadini, dell'essere in grado di governare lo Stato, incomincia appunto tutto quel processo che porta appunto alla parola rivoluzione, cambio. Che cosa caratterizza questa rivoluzione nel caso francese, ma potremmo dire anche delle altre rivoluzioni successive, come quella russa? Allora, innanzitutto c'è una fase intermedia dove le forze, diciamo, moderate cercano di governare quello che è il bisogno di innovazione. Girondini in Francia, no? Chiamati così perché facevano parte soprattutto del sud-ovest della Francia, della Gironda. E poi contro di loro c'erano i Giacobini, perché erano un gruppo di rivoluzionari estremi
che si erano ritrovati nel convento di San Giacomo e quindi vennero chiamati Giacobini. Quindi Giacobini contro Girondini, c'erano da una parte appunto i moderati, i quali volevano una gradualità di riforme, ma comunque rivoluzionarie, e dall'altra invece c'erano i Giacobini che volevano invece qualcosa di totale e di immediato. Lo stesso nella rivoluzione russa. Nella rivoluzione russa noi troviamo da una parte i vari Kerensky, i vari socialdemocratici che vogliono gestire un passaggio graduale dallo zar al nuovo sistema, e dall'altra invece abbiamo i bolscevichi con Lenin e con tutti gli altri che invece vogliono un taglio totale. Quindi le rivoluzioni, prima di tutto, sono caratterizzate appunto da uno scontro tra due forze, i moderati e i rivoluzionari, e coloro che vogliono qualcosa di totale. Lo stesso è avvenuto anche nella sinistra italiana, solo che la sinistra italiana era nel Novecento e anche prima dell'Ottocento era divisa, ma nella sinistra italiana, prendiamo come riferimento il Partito Socialista Italiano nell'Ottocento, abbiamo i moderati, abbiamo coloro che seguono una politica moderata e quindi cercano di inserirsi nello Stato attraverso le elezioni, caso tipico un nome Turati. Dall'altra parte invece abbiamo i cosiddetti massimalisti, i quali invece vogliono la rivoluzione. Più tardi avremo sempre i socialisti e si formerà a sinistra il gruppo dei comunisti che vorranno la rivoluzione, come la rivoluzione d'ottobre. Quindi questa prima caratteristica del cammino rivoluzionario è uno scontro tra gli stessi rivoluzionari. Chi prevale? A quel punto prevale chi ha in mano o cerca di avere in mano la forza. E allora vediamo nello Stato francese, nella realtà francese, prendere in mano il potere i cosiddetti giacobini. Marat, Robespierre, Dumoulin, questi personaggi, che poi entreranno anche, diciamo, nella leggenda, questi personaggi che vivono la rivoluzione in loro stessi e vivono questa rivoluzione in modo, direi, quasi mistico. Pensate a Robespierre, per esempio, no? Robespierre viene chiamato l'incorruttibile. È crudelissimo, manda a morte centinaia di persone, eppure vive modestamente, è incorruttibile davvero perché molti tentano di comprarlo, ed è una persona estremamente rigorosa nelle cose. Lo stesso potremmo dire di altri. Quindi c'è sotto sotto anche questi rivoluzionari, c'è un estremismo che però è un estremismo anche, potremmo chiamarlo, moralistico. Le rivoluzioni non sono rivoluzioni in senso, diciamo così, trasgressivo. Sono delle rivoluzioni che hanno una forte componente morale, una forte componente di rinnovamento della società. E quindi i giacobini sono radicali su questo e chiedono appunto questo rinnovamento. Come avviene? Avviene attraverso, purtroppo, quello che succede in ogni rivoluzione, che visto che non arrivano attraverso quello che è il consenso normale, il consenso della maggioranza, come minoranza arrivano con la violenza. Quindi ecco il progredire della violenza, sì, il simbolo della violenza è la famosa ghigliottina. Ghigliottina per cui io taglio la testa, cioè c'erano tanti modi di poter, diciamo così, effettuare una condanna a morte. Però quello della ghigliottina
è un modo simbolico. È un modo simbolico perché tagliare la testa che cosa significa? Significa tagliare quello che è il cervello, quello che è il pensiero anche, cioè è un simbolo quello della testa. Cioè le teste vengono tagliate, vengono cambiate in questo modo. D'altronde non è una cosa nuova, anche nell'antichità si racconta, no? Di una, anche qui Tito Livio ce la racconta, che Tito Manlio Torquato, quando arriva, prende una città dell'Italia centrale e manda a suo padre a dire che cosa faccio di questa gente. Il vecchio padre di Torquato prende un bastone al messaggero che gli porta questa richiesta, prende un bastone e taglia, diciamo, col bastone le teste dei fiori dei papaveri. Simbolico anche questo. Da per dire che la rivoluzione si posa questa idea che bisogna togliere di mezzo quelli che possono essere ostacolo al rinnovamento totale della società. Quindi avvengono questi delitti, avvengono queste stragi anche alle volte, perché non sono solo delitti mirati, ma sono anche delle stragi che servono appunto a quello che è l'estremismo della rivoluzione. Quindi la fase moderata diventa poi una fase estremista, una fase, diciamo così, di violenza, una fase di decapitazione, diremmo noi, della realtà esistente. Quindi atto simbolico anche il fatto che si prenda il re e lo si tagli la testa. La persona del re, anche nel Settecento, era una persona sacra, perché veniva consacrato, perché aveva una funzione sacra. Anche come persona, addirittura, gli venivano attribuiti dei poteri sacrali, per cui chi toccava il re alle volte guariva, non so, dalla scofola o da altre malattie. E quindi il re aveva una persona sacra, era difeso nella sua persona, e quindi chi uccideva il re era messo, diciamo, nell'inferno subito, era una persona che non dovevi toccare. E invece il simbolo, appunto, che corre nell'Europa è proprio questo. Abbiamo ucciso il re, abbiamo tagliato anche questo segno sacro del potere, questo segno sacro della società vecchia, della società antica. Quindi dalla rivoluzione arriva questo. Ovviamente poi la fase rivoluzionaria estrema viene superata, però rimangono alla fine di tutto questo processo, prima moderato, poi di violenza, poi le guerre contro le monarchie esterne, che per esempio molto contò allora la guerra contro l'Austria, contro tutte le potenze europee, e la vittoria si ebbe a Valmy da parte dei rivoluzionari francesi. Quella vittoria non ebbe soltanto il significato, diciamo, che aveva in fondo non una grande battaglia, ma dappertutto si disse che i rivoluzionari avevano sconfitto gli eserciti più forti d'Europa. E quindi questo alimentava ancora di più il consenso alla rivoluzione. Da lì la Marsigliese, no? L'inno dei volontari che vanno alla guerra, è diventato l'inno della Francia, Quindi dalla rivoluzione moderata alla rivoluzione estrema si passa alla nuova fase moderata che in Francia si chiama quella del direttorio.
Cosa dice il direttorio? Il direttorio non sono null'altro che dei rivoluzionari estremi, tipo Marat, che si convertono a una modifica della rivoluzione in un senso borghese, in un senso più tranquillo. E quindi il direttorio non è che cambi, non è che faccia una controrivoluzione. La controrivoluzione l'avevano tentata prima in Vandea, poi con le invasioni degli eserciti stranieri, ma il direttorio non fa una controrivoluzione, consolida i valori rivoluzionari senza quelle diciamo, atrocità che avevano caratterizzato Robespierre e compagni. Tant'è vero che poi Robespierre venne a sua volta ghigliottinato e Marat verrà ucciso da Carlotta Corday e così finiranno tutti, diciamo male, i rivoluzionari puri e duri. Invece il direttorio sarà una forma di rivoluzione più moderata, più borghese di quello che era invece l'istinto esaltante del totale rivoluzionarismo. E dal direttorio nasce quindi la volontà di stabilizzare anche la società francese, cioè dopo tutto quello che era successo, stabilizzarla su quelli che erano i valori rivoluzionari. E per questo tentano appunto di divulgare in tutta Europa questo tipo di idea rivoluzionaria. Ma come divulgarla? È vero, sì, allora circolavano tra i giornali, circolavano le scritte, no? Dei fogli scritti che raccontavano questa storia della rivoluzione, ma non c'erano né televisione né la gente sapeva leggere, insomma. Eppure erano scritti ristretti a dei lettori, diciamo, molto pochi, no? Per esempio, molto interessanti le relazioni degli ambasciatori di Venezia a Parigi. Allora, per diffondere questo credo rivoluzionario, si servono di che cosa? Delle armi. Quindi trovano all'interno della società, trovano coloro che siano in grado, e non è casuale, che siano in grado di portare quel messaggio rivoluzionario in Europa attraverso proprio la forza delle armi, perché allora le idee non avevano diciamo, sfondato. Le armi invece, bene o male, sfondano. La stessa cosa succede nella rivoluzione sovietica. Anche in quel caso, dopo aver parlato di una rivoluzione in un solo paese, abbiamo poi la diffusione della rivoluzione in tanti paesi, tant'è vero che si parlava allora, ai nostri tempi, si parlava appunto del blocco di Varsavia, della grande Unione Sovietica e via dicendo. Quindi la rivoluzione non può fermarsi, ma ha bisogno di camminare, ha bisogno di trasmettere anche alle altre società, non solo alla società dove è nata, i suoi principi. Però bisogna trovare chi incarna questi principi e chi è in grado di governare questi principi senza avere, per modo di dire, un fallimento per strada. E lo trovano questo personaggio. Questo personaggio che si chiama Napoleone Bonaparte. L'illuminismo trova la sua applicazione europea in un piccolo uomo che viene dalla Corsica, che non è figlio di nessuno come si racconta, ma ha una parentela con un potente cardinale. Sua mamma era nipote del potente cardinale Fesch,
che è legato all'ambiente corso, che ha fatto la scuola militare di Brienne, ma non soltanto che ha fatto quello, ma ha dato dimostrazione anche di essere un valido militare, un valido comandante. Ebbene, l'idea del illuminismo si espande in Europa attraverso Napoleone. Il primo obiettivo è l'Italia. Perché l'Italia? Poteva essere la Germania, poteva essere qualsiasi altra realtà, perché in fondo, anche allora, l'Italia era il centro culturale dell'Europa. Qui c'erano delle forti componenti di civiltà. C'era il Papa, c'erano le civiltà del nord Italia, le civiltà del sud Italia. Quindi l'azione militare che avviene nel 1796 è un'azione militare che è fondata sì su ragioni politiche e di attualità di allora, però è fondata soprattutto perché la rivoluzione deve arrivare nel cuore di quello che è il vecchio sistema, che è l'Italia. E allora noi vediamo come Napoleone, già quando gli danno intanto un esercito cogliticcio, un esercito, diciamo, dei peggiori che potevano trovare dalla Francia, perché i migliori erano sul fronte del Reno. E già quando sta per partire questa spedizione, fa un grosso discorso ai soldati. Fa un grosso discorso ai soldati per far loro capire che la loro missione non è solo una missione militare, appunto è quella missione di portare i valori della rivoluzione in Italia. Ed è un discorso fondamentale, storico. E quindi da lì, al di là di quelli che possono essere poi gli episodi di vandalismo, di altre cose che succedono, però la conquista dell'Italia fino al Mincio nel 1796, quindi la presa poi del Papa, via dicendo, e dopo il 1797 anche del Friuli e la marcia su Vienna, la presa dell'Italia è davvero un atto rivoluzionario, è un atto di cambiamento. Succederà poi che Napoleone andrà andrà in Egitto, non solo in Egitto, ma andrà poi in Austria, andrà poi in Germania, prenderà gran parte dell'Europa. E che cosa cambia? Non solo, diciamo, cambia il sovrano, per cui magari mette suo fratello a capo dell'Olanda, un altro fratello lo mette in Spagna, un altro il cognato lo mette a Napoli e via dicendo. Non è che succeda questo. Oppure il figliastro lo mette qui da noi nel nord Italia, nel Regno d'Italia. Non è soltanto una questione di sistemazione di amici, conoscenti e parenti. È una questione molto più importante di cambio della società. Cose semplici alle volte, che noi pensiamo siano naturali. Sistema metrico, per esempio. Sistema metrico, noi siamo abituati adesso a ragionare in metri, in chilometri, via dicendo. Eppure Napoleone ha cambiato. Cambiamento fondamentale è quello del codice. Il codice Napoleone è quello che tuttora è alla base, oltre a quello romano, latino, è quello alla base della nostra giustizia. Cioè, le cose fondamentali vengono cambiate proprio all'interno della società. La società che cambia, ma cambia sulle cose che contano. Mentre la riforma mi cambia l'esistente, Napoleone mi cambia quello che non esiste, mi porta quello che non esiste. Dal sistema metrico
dal codice, dal nuovo codice, dalla struttura dello Stato, quindi una nuova amministrazione dello Stato, una nuova visione dello Stato, una nuova visione della società. Quindi Napoleone è, diciamo, l'incarnazione del pensiero illuminista. Poi magari anche lui farà queste incoronazioni, diciamo, queste tentazioni conservatrici, no? Perché diventerà poi anche lui un conservatore. Ma agli inizi, appunto, ha questa forza di cambiamento che è incarnata in lui. Quindi, tornando a noi, il cammino del pensiero illuminista non solo è, diciamo, di pertinenza dei filosofi. I filosofi hanno gettato seme, hanno istituito il pensiero illuminista, ma come ogni cosa che dovrebbe esserci quando si lancia qualcosa, quando il pensiero dovrebbe poi scendere nel pratico. Ebbene, passando dalla rivoluzione, perché altrimenti non si sarebbe affermato, il pensiero è diventato persona, è diventato sistema napoleonico, è diventato lo Stato napoleonico. Quindi da lì è nata anche quella che è quella visione dello Stato, della giustizia, delle piccole cose, dai numeri anche nelle case, no? Dall'organizzazione dei comuni. Tutto questo è diventato frutto dell'illuminismo. Per cui noi oggi, grazie a Napoleone, a parte tutto quel male che possiamo dire di lui, grazie a Napoleone abbiamo raggiunto un livello di civiltà e di libertà e di benessere sociale che altrimenti non avremmo raggiunto. Ci vorranno altre modifiche, altre riforme, evidentemente, ma quella rivoluzione è stata la rivoluzione principe, la rivoluzione importante che ha cambiato il mondo. E dopo il 1789 il mondo non sarà più lo stesso. Bene, qui mi fermo e ci vedremo la prossima settimana, sempre proseguendo questo nostro raffronto con l'illuminismo, con la scienza poi dell'illuminismo, e con coloro che nell'illuminismo hanno anche dato il loro contributo per il nostro presente, perché noi, come dicevo, siamo figli di quel tempo. Bene, buonasera a tutti.